Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della regione Liguria. La Liguria è tornata al Salone del Libro con oltre 30 editori del territorio e un ricco calendario di eventi e presentazioni. Da oggi al 18 maggio lo stand della regione vi aspetta con panorami unici e i grandi nomi della letteratura internazionale che nel corso dei secoli hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore. È stato firmato oggi il protocollo d'intesa per la promozione della sicurezza stradale a livello regionale. L'obiettivo è potenziare e migliorare la sicurezza sulla strada e la mobilità sostenibile. È stata inaugurata la Casa della Comunità della Riviera Val di Vara a Ceparana. È un immobile completamente nuovo e moderno, realizzato sulle ceneri di un edificio che non era più agibile, grazie a un investimento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro. A Cengio è stato inaugurato l'intervento di riqualificazione di Piazza San Giuseppe, nel cuore del paese. L'opera ha previsto un investimento complessivo di 390.000 euro per restituire alla comunità uno spazio centrale completamente rinnovato, più sicuro, moderno e funzionale. L'Associazione dei Liguri nel mondo ha organizzato una ricerca sull'immagine della Liguria all'estero, per capire quanto se ne parla, chi ne parla, dove e cosa dice. L'indagine, su oltre 134.000 fonti analizzate, è nata per dare una risposta considerando l'immigrazione ligure negli ultimi 2 secoli. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.